Sul bando da 90 milioni di euro della Regione per l'implementazione del servizio di elisoccorso in Sardegna occorre la massima attenzione. A chiederla sono i partiti di centrodestra che stamattina hanno presentato in Consiglio regionale un'interpellanza in merito. Ad attivare l'opposizione la delibera dell'autorità garante della concorrenza del mercato che ha aperto un'indagine su alcune società vincitrici di appalti per i servizi antincendio e di elisoccorso. L'ipotesi contestata è la creazione di un cartello per impedire la libera concorrenza in una gara pubblica. Tra le 18 procedure pubbliche sotto esame ci sono anche gli ultimi 2 appalti per il servizio antincendio assegnati dalla Regione nel 2012 e 2015. Non entriamo nel merito delle indagini, sarà la magistratura a verificare la presenza di eventuali atti illegittimi, ha sottolineato Alessandra Zedda, consigliera regionale di Forza Italia e prima firmataria dell'interpellanza. La nostra preoccupazione è che l'appalto per l'istituzione del servizio di elisoccorso in Sardegna si svolga nella massima trasparenza e sia esente da vizi. Il servizio di elisoccorso è stato deliberato dalla Giunta regionale nel 2014 e dovrebbe entrare in funzione nel 2017 e concludersi nel 2024. Le risorse stanziate dall'Assemblea sarda ammontano a circa 90 milioni di euro per un costo annuo di circa 11,3 milioni. La politica agisca a correggere eventuali errori prima che intervenga la magistratura, ha affermato il capogruppo dei riformatori Attilio De Doni. La sanità sarda si occupa di 1000 problemi ma non presta attenzione alla salute dei cittadini. Il capogruppo del PISDAZ, Angelo Carta, ha parlato di bocciatura della Giunta, è l'ultima di una lunga serie. Prima la Corte Costituzionale ha cassato la finanziaria, poi la Corte dei Conti e l'ANAC hanno bacchettato la Regione sulla continuità territoriale 2 a Banoa. Ora arriviamo ai rilievi dell'autorità sulla concorrenza degli appalti per i servizi antincendio. La Giunta dei professori dimostra tutta la sua inadeguatezza, è necessario che ora si eviti un'altra brutta figura sull'elisoccorso.